Conferenza stampa sull'acquisto dei SUV da parte dell'assessorato ai servizi sociali del comune di Agrigento. I consiglieri comunali Amel e Bongiovi spiegano i motivi della discordia. I Novax perdono il lavoro. Documentario sulla campagna vaccinale a Messina. Vaccinati gli invisibili. La questura di Agrigento controlla a tappeto Green Pass e uso di mascherine. È morto il compositore Pippo Floro, una vita tra musical e teatro. Per 12 anni sovrintendente del teatro Pirandello di Agrigento. Basket, 12ª vittoria per la Fortitudo che conquista la vetta della classifica. Calcio, 5 nuovi giocatori in maglia biancazzurra. L'Acragas scalda i motori in amichevole con il Raffadali. Bentrovati, gentili telespettatori, al nostro appuntamento con l'informazione. Si è svolta nella sala del Consiglio Comunale di Agrigento la conferenza stampa dei consiglieri del Movimento Liberi e Solidali Nello Amel e Alessio Bongiovi. I consiglieri hanno affrontato il controverso tema dell'acquisto dei SUV da parte dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di Agrigento, acquisto fatto utilizzando i fondi destinati al pagamento degli asili nido e delle attività extracurriculari per i bambini, come previsto nel decreto ministeriale di finanziamento. I consiglieri Amel e Bongiovi hanno sostenuto la tesi che la spesa sostenuta dal Comune per l'acquisto delle autovetture di fascia alta è una forzatura illegittima per una molteplicità di motivi. Vediamo. Chiarimenti, verifica, puntualizzazioni sulla vicenda SUV acquistati al Comune di Agrigento poco prima che terminasse il 2021. Sì, abbiamo fatto questa conferenza stampa prima di tutto per ripristinare la verità rispetto a quello che aveva sostenuto l'assessore Udo nella sua conferenza stampa e poi abbiamo dato tutta una serie di indicazioni puntuali e precise rispetto alle distorsioni che ci sono state nella gestione del finanziamento arrivato dal Ministero, il Dipartimento della Famiglia. Nel senso che, a nostro avviso, l'acquisto dei SUV è assolutamente illegittimo, non giustificato, non compatibile. Ed inoltre abbiamo chiarito una cosa che l'assessore Bullo aveva omesso di dire, che nell'autorizzazione, che non era un'autorizzazione che è arrivata dal Ministero, c'è scritto che i mezzi potevano essere anche acquistati, mezzi tra l'altro in maniera astratta, non SUV o altro. I mezzi potevano essere anche acquistati, però dovevano essere direttamente collegati con le attività che hanno svolto i bambini nel corso del tempo, attività che non ci sono mai state. Ed inoltre il Ministero ha detto: questa nostra comunicazione non è una autorizzazione, l'ha detto a lettere chiare. Non è una autorizzazione. La gestione di questi fondi resta tutta nella vostra responsabilità. Sostanzialmente è questa la parte della lettera del Ministero che l'assessore Bullo ha omesso di leggere dicendo che era troppo lunga ed era inutile leggerla. E poi dormivate in consiglio, cioè non vi siete accorti del... Noi dormivamo in consiglio, dice l'assessore Bullo, perché c'è stata la variazione di bilancio su questo argomento, perché loro hanno fatto una variazione di bilancio da servizi ad acquisto automezzi e noi abbiamo intercettato questo emendamento di variazione di bilancio, emendamento presentato come emendamento tecnico, e abbiamo detto no, abbiamo votato contro. E poi nell'intervento generale che ho fatto io sul bilancio ho detto che noi votavamo contro perché le scelte finanziarie, le scelte di destinazione del Comune di Agrigento restavano nella responsabilità dell'amministrazione e della maggioranza, come hanno fatto nel passato i consiglieri che oggi sono di maggioranza e allora erano di opposizione. Con questa denuncia pubblica, attraverso questa conferenza stampa da parte sua e della consigliera Alessia Bongiovi, potrebbe esserci anche un'apertura d'inchiesta? Io non lo so, non è una cosa che compete a me valutarlo e considerarlo. Io guardo gli atti amministrativi, c'è sicuramente una errata gestione di questi fondi e nell'errata gestione ci possono essere semplicemente dei disguidi o ci possono essere delle responsabilità molto più concrete. Cioè significa che se ci fosse un disegno che dal punto di vista giudiziario si chiama disegno criminoso, cioè che si
si è organizzato tutto per arrivare a uno scopo, sicuramente potrebbero esserci dei risvolti di altro tipo. Se invece è solo un errore di carattere amministrativo o una valutazione rispetto a quella che era la portata del finanziamento, e allora è solo una responsabilità di carattere patrimoniale e amministrativa. Lei sostiene che il Comune ha solamente cercato quel tipo di macchine, i SUV? Nelle carte che io ho potuto recuperare c'è la richiesta di 5 preventivi a 5 concessionarie. Questi 5 preventivi prevedevano solo macchine di quel tipo e di quel livello, diciamo. Quindi macchine, diciamo, di categoria media superiore, che sono macchine normalmente che vengono comprate da persone alle quali piace farsi vedere con una macchina, diciamo, e che secondo il codice della strada non possono trasportare bambini. Non possono trasportare bambini, cioè nel senso che il codice della strada prevede che per trasportare i bambini sino a 12 anni, pensate che il provvedimento, diciamo, il finanziamento era rivolto a bambini sino a 14 anni, quindi la larga parte dei bambini sino a 12 anni non possono viaggiare in macchina se non nei seggiolini. I seggiolini, si possono collocare 2 seggiolini nei sedili anteriori, non si può collocare il seggiolino nel sedile posteriori, non si può collocare il seggiolino nel sedile anteriore perché bisognerebbe smontare l'airbag, e quindi praticamente 2 sole persone possono essere trasportate, diciamo, con la macchina. Mi pare che è una spesa folle quella di comprare una macchina da 32.000, 36.000 euro per trasportare 2 bambini in fantomatiche manifestazioni. Sul caso SUV, quando è prevista la risposta del Ministero? Questo non lo so, loro hanno richiesto con urgenza la documentazione, quindi penso che ci vorrà un po' di tempo per valutarlo. Il vicepresidente di Confcommercio Agrigento Geronisi, dopo aver ascoltato e condiviso le problematiche di alcune strutture nel settore degli asili nido e delle sezioni primavera, si fa portavoce delle loro istanze all'INPS. Queste strutture, scrive Nisi, regolarmente riconosciute dai comuni, oltre ad essere dei veri e propri operatori economici, svolgono anche un importante ruolo sociale nei confronti di tante famiglie. L'obiettivo di Confcommercio è proprio quello di riportare stabilità lavorativa alle strutture e serenità alle famiglie. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichea, ha revocato l'ordinanza firmata lo scorso 16 gennaio di sospensione temporanea e precauzionale di tutti i mercati settimanali fino al prossimo 26 gennaio, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, nel rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da Covid. Nel comune di Palma di Montechiaro viene prorogata la zona arancione dalle 14 di oggi e fino al prossimo 26 gennaio comprese. Lo prevede l'ordinanza appena firmata dal presidente della regione Nello Musumeci su proposta del Dipartimento regionale ASOE. Un aspirante infermiere non è vaccinato e viene escluso dal tirocinio. È solo l'ultimo caso di persone che, in virtù del diritto della loro personale libertà, hanno preferito perdere il presente lavorativo venendo licenziati. Eugenio Cairone. Non è vaccinato e viene escluso dal corso formativo per strutture sanitarie. In pratica un tirocinio per aspiranti infermieri. Ed è un giovane iscritto al 3° anno di infermieristica dell'Università di Palermo, al centro della vicenda, il quale ha presentato ricorso per sapere se la sua esclusione sia anticostituzionale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha disposto una istruttoria per valutare la questione, sollevando diversi interrogativi. Ricordiamo che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. Sempre l'articolo 32 esprime chiaramente il diritto alla salute della singola persona, anche nel suo contenuto di libertà di cura, con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della collettività. Un interesse che un infermiere deve assolutamente tutelare. Qualcuno dirà che ci sono anche medici non vaccinati e addirittura Novax. La risposta è che per i sanitari
Gli ordini provinciali, compreso quello di Agrigento, stanno provvedendo alla cancellazione di tutti coloro che non intendono vaccinarsi. Sarebbe davvero assurdo che qualcuno presentasse ricorso. Di fronte alla guerra a cui ci ha costretti il virus, vicende come quella raccontata sembrano assurde, ma esistono, ed è proprio per tutelare tutti gli altri che bisogna trovare una soluzione definitiva, perché la salute in questo momento non ha bisogno certo di avvocati. Alla luce dell'attuale andamento della curva pandemica, al fine di contenere la diffusione del contagio, nel corso della settimana, con ordinanza del questore Rosa Maria Iraci, sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine ad Agrigento ed in tutta la provincia. In particolare sono state controllate oltre 760 persone, tutte munite di regolare Green Pass, ad eccezione di 3 sorprese all'interno di un bar di Licata prive di Green Pass e pertanto sanzionate. I controlli sono stati estesi ad oltre 90 attività commerciali e a Licata sono stati sanzionati i titolari di 5 esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, poiché consentivano al loro interno la presenza di clienti privi di Green Pass e mascherine. Al via il vaccino per tutti, la campagna di vaccinazione per raggiungere gli invisibili di Messina che vivono ai margini della società. Vediamo. Io ribadisco un concetto: la vaccinazione comunque deve essere globale, come è globale la malattia, quindi la vaccinazione non può non passare neanche per gli ultimi, che sono anche i più deboli, che spesso non avrebbero diritto, e grazie a questo protocollo di intesa tra Terra di Gesù e l'ufficio Covid invece è stato reso possibile. Tenga conto che già più di 200 persone irregolari hanno trovato posto, quindi non sono neanche poche, se pensi che siamo già uno su 100 rispetto alla popolazione globale. Questo significa che c'era una richiesta, che quello che noi pensavamo era giusto e tante persone fuori dal sistema sanitario, ma noi le vediamo perché noi siamo all'Help Center e noi siamo al Buon Pastore, avevano voglia di vaccinarsi, perché qua per assurdo abbiamo persone che hanno diritto al vaccino e non si vogliono vaccinare, e persone che non potrebbero vaccinarsi invece vogliono vaccinarsi. È chiaro che ci dobbiamo vaccinare tutti. Il progetto si chiama Il vaccino tutti proprio per questo motivo. Loro sanno che il martedì mattina noi siamo al centro Buon Pastore dalle 9:30 e li aspettiamo, loro possono anche prenotarsi e così possono avviarsi alla... Certe volte può succedere anche che loro pensano di essere irregolari e poi non lo sono. Quindi in effetti non si deve neanche elaborare un STP o un codice fiscale fittizio. L'importante è che noi siamo in questo momento una sorta di tramite. Abbiamo soltanto la funzione di prendere queste persone, di istruirle meglio e tenga conto che anche grazie all'ufficio hanno anche un trattamento riservato, quindi riusciamo anche a farle arrivare nei tempi giusti alla vaccinazione. Ovunque tu sia, a Palermo il documentario sulla campagna vaccinale. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentato ieri a Palermo presso l'hub vaccinale il documentario Ovunque tu sia, a cura del Centro regionale per l'inventario, promosso dagli assessorati regionali alla salute e ai beni culturali e all'identità siciliana, 27 minuti dove attraverso le immagini, le parole dei protagonisti hanno descritto la campagna di vaccinazione nel capoluogo siciliano, a Palermo. Ad assistere all'approvazione presenti tra l'altro il dirigente generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell'assessorato alla salute dottor Mario Larrocca, il direttore del commissario straordinario Laura Cappucci e Pietro Giuseppe Giammalva, il commissario all'emergenza Covid della città metropolitana di Palermo Renato Costa. Si tratta del racconto di 2 anni frenetici, intensi, di giornate interminabili e di notti in bianco trascorse a combattere un nemico invisibile, pericoloso e all'inizio sconosciuto. È la storia della professionalità, del sacrificio dei medici, infermieri e amministrativi che in piena pandemia da Covid-19, dalla Fiera del Mediterraneo e poi ovunque fosse necessaria la loro presenza, hanno garantito a migliaia di persone al giorno l'accesso gratuito al vaccino, alla prevenzione della malattia, lo strumento più efficace al momento disponibile. Per l'assessore Razza ha dato uno sprint alla Sicilia nella campagna vaccinale, è stata la provincia che ha fatto registrare i numeri più alti e ci ha consentito di uscire dall'hub portando il vaccino in tutti i luoghi del territorio provinciale. L'hub si è fatto
volta un autobus con medici in larga parte giovanissimi ha raggiunto la fiera e il mercato, i quartieri popolari, la prima grande esperienza di medicina di prossimità che, uscendo fuori dagli ambulatori e dagli ospedali, ha consentito al sistema sanitario regionale di raggiungere gli anziani, i giovani, le persone indecise e più riottose a sottoporsi al vaccino. Maxi sbarco nella notte a Lampedusa. Intorno all'1 al molo Favarolo sono giunte 2 motovedette della Capitaneria di Porto con a bordo rispettivamente 164 e 141 migranti di varie nazionalità, tra loro anche 17 donne e 6 minori. Erano stati intercettati diverse ore prima a circa 17 miglia a sud dell'isola a bordo di imbarcazioni lasciate alla deriva. Anche per loro, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento all'hotspot di Contrada Imbriacola, tornato di nuovo sovraffollato. Nella struttura, a fronte di una capienza di 250 posti, si trovano attualmente 570 persone. In poco più di 24 ore, infatti, sulla più grande delle Pelagie, dopo settimane di tregua dovuta alle cattive condizioni meteo, sono approdati oltre 500 migranti. Una holding dello spaccio con tanto di messaggi promozionali. Ciao ragazzi, questo è il mio nuovo numero, inviati a circa 1500 numeri diversi, un telefonino di lavoro intestato ad un soggetto cinese col quale gli agenti di commercio, ovvero i pusher, sparpagliati sul territorio della provincia, intrattenevano importanti rapporti di lavoro, si fa per dire. E questa l'azienda che sarebbe stata gestita da Andrea Giambanco, 56 anni di Carini, arrestato nella mattinata di ieri dai carabinieri con altre 16 persone. Emerge anche che tra i clienti, centinaia, ci sarebbero stati un avvocato e un ragioniere, ma anche che uno degli indagati si sarebbe servito pure del figlio di appena 11 anni per recuperare crediti. Inoltre i fornitori di droga, soprattutto cocaina, da spacciare tra Carini, Villa Grazia, di Carini, Cinisi Terrasini Capaci, Isola delle Femmine e Montelepre, sarebbero stati tutti di Palermo. Non è stato individuato soltanto uno, che avrebbe incontrato Giambanco in un bar della zona del Policlinico per discutere di affari, un giro di soldi notevole, anche se non sempre tutto sarebbe andato per il verso giusto, tra pessima qualità della droga, sequestri e arresti. Gli investigatori hanno documentato circa 2000 cessioni in 6 mesi, tra settembre 2018 e marzo del 2019, che riempiono altre 100 pagine dell'ordinanza. Lo riportano i colleghi di Palermo Today. La zona di Carini, come scrivono gli inquirenti, riveste un ruolo predominante nell'ambito del traffico di droga da molti anni. Di Carini è peraltro anche Alessandro Bono, l'insospettabile titolare di un'agenzia di pompe funebri che avrebbe gestito la compravendita di cocaina tra il Sud America e la Sicilia, condannato in primo e secondo grado a 20 anni di carcere. È proprio dopo l'arresto di Bono e del suo fidato collaboratore Giuseppe Mannino, detto Milinciana, sarebbero comparsi sulla scena personaggi al centro dell'inchiesta di ieri. Il business molto fiorente avrebbe generato degli attriti pesanti tra Giambanco e un altro, Giuseppe Mannino, un idraulico, soprannominato lo Sporco, ed è nell'ambito di questa contesa che sarebbero avvenute l'uccisione e la gambizzazione di 2 puro sangue a luglio del 2018, una vicenda legata probabilmente al furto di 1,2 kg di cocaina. Il veterinario intervenuto sarebbe stato invitato a mantenere il massimo riservo sulla vicenda. I 1500 clienti e messaggi promozionali, sì, c'è anche questa pagina. Secondo la ricostruzione della procura, la banda capeggiata da Giambanco avrebbe potuto contare almeno su 500 clienti fidelizzati, tanto che se non sarebbero stati loro a chiamare per ordinare, la telefonata sarebbe partita direttamente dai pusher per assicurarsi che non avessero problemi. Sarebbero stati utilizzati anche dei messaggi promozionali per far girare il numero di quel cellulare, con una media di circa 15.000 contatti al mese. Inoltre venivano usate macchine a noleggio o messe a disposizione da Giambanco e i proventi erano tutti devoluti allo stesso Giambanco, che li suddivideva in base al lavoro svolto ed autorizzava eventuali crediti agli acquirenti. In più Giambanco garantiva sia il mantenimento durante l'eventuale detenzione sia il pagamento delle spese legali, il tutto per fidelizzare ed evitare defezioni tra gli associati. Uno degli indagati, che è stato sottoposto soltanto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avrebbe gestito un'altra rete di spaccio dopo l'arresto di Giambanco, in cui avrebbe coinvolto anche la moglie, il suocero e persino il figlioletto di appena 11 anni.
Spesso l'indagato esortava il bambino a non avere paura ed a porsi a muso duro con le persone adulte per farsi dare soldi che dovevano a suo padre. Quando l'uomo era finito a sua volta in carcere, il bambino sarebbe andato ai colloqui e anche in quella circostanza gli sarebbero stati impartiti ordini precisi per recuperare somme dai debitori. Il reddito di cittadinanza a mafiosi o familiari. I carabinieri della compagnia di Paternò in provincia di Catania hanno denunciato 3 donne e 2 uomini. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Paternò, unitamente ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno denunciato 5 soggetti, mafiosi e familiari di mafiosi, poiché ritenuti responsabili di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza attraverso dichiarazioni mendaci oppure omettendo informazioni dovute. Nell'ambito di una rapida e mirata attività investigativa avviata d'iniziativa, i militari hanno scovato tra i beneficiari alcuni soggetti appartenenti a consorterie mafiose operanti tra il capoluogo etneo e Paternò che, seppur gravati da sentenze passate in giudicato per associazione a delinquere di tipo mafioso, avevano personalmente richiesto e ottenuto il beneficio. In particolare, tra i denunciati figura addirittura il capo organizzatore del clan Aleruzzo Assinata Mantea di Paternò, articolazione territoriale della famiglia mafiosa catanese Santa Paolo Ercolano. Inoltre una donna, anche lei pregiudicata per associazione a delinquere di tipo mafioso, moglie dello storico capo clan Rapisarda di Paternò, attualmente recluso al regime del 41 bis. E nonché un terzo soggetto appartenente al gruppo di Picanello della famiglia mafiosa catanese Santa Paolo Ercolano. Le indagini hanno permesso inoltre di denunciare 2 donne che avevano richiesto e ottenuto per conto dei propri coniugi il reddito di cittadinanza, sebbene i coniugi fossero pregiudicati per associazione a delinquere di tipo mafioso. L'importo indebitamente percepito a vario titolo tra marzo del 2020 e settembre scorso ammonta a oltre 48.000 euro. L'INPS, su delega della Procura della Repubblica di Catania, ha già revocato con effetto immediato il beneficio e ha avviato le procedure per il rimborso delle somme indebitamente percepite. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Irace, ha adottato 2 provvedimenti di sospensione delle attività relativa ad altrettanti esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Il primo provvedimento è stato emesso in data 17 gennaio 2022 e riguarda la sospensione per 15 giorni dell'attività relativa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel comune di Favara. Si è appurato che l'esercizio pubblico risulti frequentato da numerosi soggetti, anche minorenni, dediti al consumo di bevande alcoliche, nonché da soggetti con pregiudizi penali. Il locale inoltre nel mese di dicembre è stato teatro di una lite tra i giovani avventori con ferimento di un minorenne. Il secondo provvedimento riguarda la sospensione per 5 giorni dell'attività relativa a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel comune di Canicattì. In questo caso è stato accertato che il locale risulta frequentato abitualmente da soggetti con pregiudizi penali. I citati provvedimenti sono stati adottati in virtù della titolarità da parte del questore del potere di sospendere e revocare la licenza di un pubblico esercizio nel quale siano avvenuti gravi disordini o che sia abituale il ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini. Una rissa fra 2 fratelli agrigentini di 50 e 44 anni si è verificata nei giorni scorsi nel popoloso quartiere di Villa Seta. Dopo insulti e parole grosse si è passati ai fatti con uno dei 2 che ha aggredito fisicamente l'altro. Alla fine il bilancio è di un ferito. A intervenire sul posto sono stati gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento che hanno riportato la calma. Non è ancora chiaro il motivo alla base della zuffa. La 4ª commissione è stata la più laboriosa all'ARS. Arturo Cantella. Bilancio positivo all'ARS, un anno di lavoro record in 4ª commissione ambiente, territorio e mobilità, presieduta dall'onorevole Giusy Savarino, che diventerà bellissima. Si tirano le somme di un anno di proficuo lavoro, afferma l'onorevole Savarino, come confermano non solo i numeri complessivi delle sedute svolte, ben 98, ma soprattutto il numero di disegni di legge diventati legge,
A volere fare una sintesi abbiamo esitato per l'Aula 8 DDL, quello sulla proroga delle concessioni demaniali marittime, sul riutilizzo delle acque reflue urbane, sulla regolamentazione delle aree sciabili, sul consorzio per le autostrade siciliane, dette casse, 2 disegni di legge correttivi di precedenti leggi regionali in materia di governo del territorio e di gestione delle aree di crisi ambientali. Sono stati altresì esitati un disegno di legge voto sull'esame al Parlamento nazionale in materia di contrasto agli incendi sul territorio siciliano, uno per la Commissione Bilancio finalizzato a promuovere la transizione energetica e la riduzione del rischio sismico, un altro volto a istituire un fondo di rotazione per il sostegno ai cittadini esecutati per il mantenimento dell'unica abitazione. Ma ricordiamo, prosegue la parlamentare di Diventerà Bellissima, che a tutto ciò si sommano anche altri disegni di legge inviati poco dopo il 30 novembre, penso ad esempio a quello relativo al riordino delle risorse idrotermali siciliane, un decreto legge su cui la Commissione Quarta ha lavorato alacremente per maggiorare una legge vecchia, garantire una serie di valorizzazione di tutti i siti termali e il rilancio della Sicilia termale nell'ottica di un approccio strategico all'utilizzo di questo patrimonio idrico straordinario. In ultimo abbiamo approvato 2 importanti risoluzioni parlamentari, una volta all'adozione di misure urgenti per garantire l'accesso al mare per i soggetti diversamente abili e l'altra finalizzata allo sviluppo dell'asta, servizi al potenziamento dello scalo aeroportuale di Lampedusa. Ma non è tutto, afferma l'onorevole Savarino, perché nelle materie di competenza la quarta commissione ha tolto 60 audizioni con professionisti, sindacati, rappresentanti degli enti locali, dirigenti locali e regionali, rappresentanti di comitati e associazioni del terzo settore, finalizzati allo svolgimento dell'attività istruttoria dei disegni di legge esaminati, all'approfondimento di aspetti concernenti l'attività amministrativa locale, regionale e all'esame di questioni che potrebbero essere soggetto di futuri provvedimenti legislativi. Futuro sempre più incerto per la raffineria di Milazzo. C'è il servizio. Il sindacato è per difendere ambiente e lavoro, quindi da questo punto di vista noi abbiamo sempre difeso questo binomio che è necessario che ci sia. Detto questo, siamo in presenza di un fatto che è estremamente grave, e vale a dire che l'11 di gennaio il Ministero della Transizione ha messo in campo un decreto che sostanzialmente introduce un livello di emissione che non può essere superato, che non esiste in nessun posto, che non ha avuto uno studio e che sostanzialmente nella conferenza dei servizi del 13 dicembre i sindaci, oltre che la raffineria, avevano detto sperimentiamo per un anno attraverso dei rilievi che si vanno via via a fare qual è il livello oltre il quale si crea un danno alla salute della popolazione e poi lo fissiamo. Questa cosa è stata rifiutata e si è messo questo limite senza nessun tipo di approfondimento, che la raffineria per superarlo evidentemente è nella logica allo stato delle cose e quindi dice che per non superarlo chiuderà gli impianti. Per intenderci, quanti posti di lavoro genera quell'impianto di Milazzo? Milazzo, la raffineria, ha circa 2000 lavoratori fra diretto e indotto, ma si muovono almeno altre 1000 persone dell'altro indotto, che evidentemente è determinato dalla ricchezza che questo impianto crea in quel territorio. I centri commerciali sono là perché Milazzo ha il reddito pro capite più alto della provincia di Messina e quindi è una cosa che noi non possiamo accettare, per cui da questo punto di vista noi diciamo che c'è la necessità di evitare che fra 150 giorni, il 10 di giugno, sarà operativo questo decreto. Entro il 10 giugno la raffineria, se non ci sono elementi di novità, chiuderà gli impianti e noi questo non lo consentiremo. La discussione che parte oggi di questo tavolo tecnico vuole appunto far sì che si metta in campo un'iniziativa che sospenda questo decreto, che riapra la conferenza dei servizi e che trovi una soluzione che tenga conto di quel binomio ambiente e lavoro. L'uno non deve ammazzare l'altro.
L'Istituto Musicale Arturo Toscanini di Ribera è statale, ovvero Conservatorio di Musica di Stato. Dopo 23 anni dalla legge di riforma del comparto di alta formazione artistico-musicale e quasi 5 anni dalla legge di statalizzazione, il Toscanini è adesso accreditato dal Ministero al rango di Conservatorio di Musica di Stato. L'istituto, fondato dalla ex provincia regionale di Agrigento nel 1991, dal 2014 ha attraversato un periodo di gravissima emergenza economica a causa del default finanziario delle province siciliane. Musumeci e Samonà presentano il bando per l'illuminazione artistica dei castelli. Vediamo. $5 milioni per la illuminazione esterna dei castelli, delle fortezze in Sicilia, 5 milioni per valorizzare un patrimonio che spesso rimane marginale negli itinerari culturali e turistici della nostra isola. È una scelta coraggiosa quella che abbiamo fatto con l'assessore alla cultura Samonà. Sarà un progetto, un bando a sportello per consentire a tutti gli enti locali proprietari di fortezze, di castelli, di manieri, di poter partecipare fino al 90% del costo totale. Speriamo di poter arrivare presto ad una legge sui castelli invece che consenta di mettere in sicurezza i ruderi, di valorizzare e completare il recupero invece di quegli edifici, di quei fortalizi che ancora si conservano ma che non sono stati resi fruibili. È un impegno costante, non ci fermiamo un attimo. Dopo l'apertura al pubblico e il restyling interno di Casa Pirandello, adesso la struttura verrà interessata da opere di manutenzione della durata di 3 mesi che riguardano sia interventi di miglioramento e di salvaguardia del manufatto che di adeguamento strutturale con l'abbattimento delle barriere architettoniche. I musei regionali, afferma il presidente della regione Nello Musumeci, appaiono tristi e fuori dal tempo. Quello dedicato a Luigi Pirandello in particolare costituiva offesa al buonsenso. Con i lavori che stiamo avviando realizzeremo uno spazio culturale all'avanguardia senza sacrificare il valore scientifico del materiale conservato. È morto ad Agrigento Pippo Flora, musicista agrigentino, cresciuto in una famiglia di artisti intimi della famiglia Pirandello. Sovrintendente per 12 anni del Teatro Pirandello di Agrigento, ha cresciuto intere generazioni di artisti. I funerali del maestro Pippo Flora si svolgeranno domani, sabato 22 gennaio, alle ore 11 nella chiesa di San Domenico, accanto al municipio. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello, all'unanimità, ha disposto l'allestimento dalle ore 14 di oggi in poi della Camera Ardente nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello. L'amministrazione comunale ha inoltre disposto l'accoglienza del feretro con picchetto d'onore. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Storie di donne della terra agrigentina, presentato il libro di Paolo Cilona. Vediamo. Presentato ieri presso la sede del Consorzio Universitario Agrigentino l'ultima fatica letteraria del professor Paolo Cilona, un libro dedicato alla figura delle donne, 60 i nomi citati nell'edizione, donne che nel nostro territorio hanno lasciato un segno nella storia cittadina, appartenute a vari settori della società civile, anticonformiste, ribelli, talentuose, idealiste, creative, che difesero a suo tempo con forte coraggio le loro idee, le loro scelte. A fare gli onori di casa il presidente del QA Mangiacavallo, il prefetto di Agrigento Cocciufa, le rappresentanti dei club service femminili, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Sono quasi tutte protagoniste, in quanto nella loro professione, nel loro impegno hanno dato tanto per questa terra agrigentina. Parlo ad esempio di Damareta, che fu la prima donna della provincia che nel 476 si schierò per la vita contro il riti barbara del cosiddetto sacrificio umano sugli altari degli dei falsi e bugiardi. Parlo poi della Corbera, parlo della principessa Tasca, parlo poi della grande dirigente scolastica Margherita Cottalorda, ma parlo pure anche della Rumolo, che andò a testimoniare in un processo di mafia e che dal paradiso passò poi all'inferno perché in primo tempo fu dichiarata dagli organi di polizia donna di grande rispetto
e poi nel cambio delle carte processuali fu definita una donna di malcostume, cioè fatti che effettivamente meritano di essere raccontati, e noi lo facciamo perché la memoria possa essere sempre presente in riguardo a queste donne magnifiche che hanno dato tanto alla nostra terra. Perché i giovani possano prendere esempio del loro sacrificio, del loro impegno e soprattutto per quello che hanno lasciato in favore della società agrigentina. Attraverso i percorsi storici capiamo un po' la nostra terra, da chi è stata costellata. Oggi si parla di donne e io credo che le donne di questa nostra provincia debbano essere ricordate nel mondo dell'economia, nel mondo della politica, nel mondo della scuola, ed è bene che ci sia, insomma, ecco, questo è un lavoro da apprezzare moltissimo, il lavoro che ha fatto Paolo Cilone. Sicuramente la donna ha dovuto fare e continua a fare una fatica incredibile per poter affermare quelle che sono le peculiarità, la professionalità, le competenze. Di fatto tante cose sono state fatte, tanti ostacoli sono stati superati, ma il gap tra l'uomo e la donna, soprattutto per alcune professioni, per alcuni impegni, diciamo così, nella società contemporanea, non è stato superato, insomma. Con questo non voglio dire che la donna a tutti i costi deve, io dico che se la donna ha competenze, ha la capacità, non deve esserci assolutamente nessun tipo di discriminazione rispetto all'uomo. Servono da monito, da esempio, da apripista a quelle che le nuove generazioni ormai trovano come dati di fatto, ma che in realtà la nostra libertà, la libertà delle donne, è una conquista che ha avuto come base e fondamento la sofferenza, le frustrazioni, tante volte anche i maltrattamenti, perché ci sono donne in questo libro che per poter raggiungere la propria indipendenza, la propria libertà, hanno dovuto combattere non solo con i familiari, ma con una società avversa e ostile. Se noi ricordiamo l'emancipazione al voto delle donne in Italia, che è avvenuta nel 1945, una legge del 25 febbraio 1945, e se facciamo il raffronto con le donne inglesi che raggiunsero la loro emancipazione, la loro libertà già nel XIX secolo, allora dobbiamo dire che le donne siciliane sono state veramente delle eroine, perché in silenzio sono riuscite a superare quelle grandi montagne che oggi sono diventate pianure per queste giovani generazioni di ragazzi. Basket, campionato di Serie B, la Fortitudo ha battuto in casa Bisceglie vincendo lo scontro al vertice e conquistando dunque il primato in classifica. Si tratta della 12ª vittoria consecutiva. La partita si è conclusa con il punteggio di 62-52. Vediamo. Coach, 12ª vittoria consecutiva e scontro al vertice vinto di 10 punti. Quanto è importante questa vittoria? Era importante perché per riprendere un pochino il ritmo che non abbiamo avuto nella partita di Cassino, onestamente, perché dopo un periodo così lungo di stop era comprensibile che avessimo perso un po' il ritmo partita. Anche oggi sicuramente abbiamo visto un po' di ruggine, però credo che per la caratura del match che dovevamo giocare l'abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto segnare 52 punti all'attacco più prolifico del nostro campionato, che di norma ne segna più di 74-75, quindi oggi devo dire bravi ragazzi, perché abbiamo ripreso in mano quantomeno il nostro impatto difensivo, che ci ha accompagnato dall'inizio della stagione, quindi da quel punto di vista sicuramente abbiamo ricostruito una parte di quello che vogliamo torni ad essere la nostra identità difensiva, perché l'abbiamo fatto con una certa costanza, perché di fatto noi dopo 4 minuti avevamo subito 10 punti, Bisceglie ha chiuso a 52, vuol dire che hanno fatti 42 in 36 minuti, vuol dire poco più di un punto al minuto, e questo sicuramente è un dato che ci portiamo a casa. Abbiamo fatto fatica a segnare perché abbiamo sbagliato tanti tiri, peraltro anche aperti ogni tanto da 3 punti, e magari lì possiamo sicuramente migliorare, fare meglio, quindi tiriamo via tanti spunti dal punto di vista offensivo da una partita di questo tipo. Però devo essere onesto, per essere una partita di questa importanza, vero è che Bisceglie doveva fare a meno di Dri, che era fuori per infortunio, è sicuramente un giocatore importante,
perché è uno dei suoi punti di riferimento in attacco ed è uno dei migliori realizzatori del roster, però poi comunque dovevamo giocare la partita. Credo che dopo qualche minuto siamo riusciti a prendere le misure e mettere in campo quella che era l'intensità difensiva che avremmo voluto mettere dall'inizio. Nonostante i tanti errori, la Fortitudo è sempre stata avanti. Dove è stata più forte rispetto a Bisceglie? Ma secondo me siamo stati bravi a non subire le ripartenze di Bisceglie, perché Bisceglie è una squadra che in questa prima parte di campionato ha trovato tanti punti ed è molto efficace in campo aperto. Oggi hanno segnato 12 punti in contropiede totali, da palle perse ne hanno segnati 4. Credo che la bravura nostra sia stata quella comunque di costringerli a giocare a ritmi più bassi rispetto a quelli a cui sono abituati, soprattutto nel momento in cui magari dovendosi privare di Dri avevano magari la possibilità con i tanti esterni capaci di correre il campo, di potersi aprire. Noi siamo stati bravi quantomeno a fermare la loro transizione e ad abbassare un po' il ritmo del loro attacco. Lì siamo stati, credo, eccellenti. Poi nella metà campo in ogni caso abbiamo sporcato tanti tiri, credo che ancora con qualche piccola disattenzione, ma credo meno di 52 punti a una squadra come Bisceglie sia complicato. Al rientro dalla sosta natalizia, 3 partite in una settimana, quanto è difficile gestirle? Ma sì, effettivamente quest'anno abbiamo avuto una pausa più lunga di quanto non fossimo abituati. Sicuramente il rinvio avvenuto a pochi giorni dalla partita di Bisceglie, che ci ha allungato ancora di più la sosta natalizia, ci ha obbligato a continuare ad allenarci e non ci ha permesso magari di avere il ritmo partita di cui avevamo necessità. Concentrare dopo un periodo così lungo 3 partite in una settimana non è semplice, però lo dobbiamo fare di necessità virtù in questo momento, recuperare rapidamente, giocare con Molfetta, che è un avversario molto difficile, non possiamo sottovalutare perché arriva da un momento complicato ma ha giocatori di grande qualità. Noi ci abbiamo battuto la testa nella prima giornata di andata in casa loro, abbiamo bisogno di arrivare con la testa giusta, la mentalità giusta, saper dosare le nostre energie, fare la partita giusta, perché è importante dare continuità al di là del risultato alle nostre prestazioni difensive e crescere dal punto di vista offensivo. Capitano, è il primo match in casa del 2022, 12 vittorie consecutive, scontro al vertice, vince la Fortitudo e siamo primi in classifica. Siamo contenti, molto contenti, perché allora, voglio dire questo: sappiamo che questa è una partita che ovviamente non cambierà la nostra stagione, manca il girone di ritorno completamente, mancano 15 partite, ma era un test importante per la squadra per capire il nostro livello. Allora è mancato un giocatore molto importante, un giocatore che per il loro modo di giocare fa la differenza, ma anche oggi abbiamo tenuto ai 52 punti, non abbiamo mai fatto canestro, ma l'importante è che c'è la difesa. Dobbiamo secondo me ancora riprendere un po' di ritmo dopo la pausa delle feste, ci ha tolto un po' di fluidità in attacco, ma non ci ha tolto la voglia di lottare, la voglia di difendere, non ci ha tolto il nostro DNA, quindi siamo molto contenti per questo. 3 partite in una settimana, quanto è difficile gestirle adesso? Molto, ma ti dico più che altro perché il fatto che non ci siamo allenati per un po' di tempo, che ci ha tolto un po' di ritmo, non abbiamo ancora quella benzina che ci vuole per il resto della stagione. Sappiamo che domenica sarà una partita importante contro una squadra che nel girone di andata abbiamo perso, quindi vogliamo riprenderci questa sconfitta là e niente, ora cercheremo di riprendere subito le energie e penseremo già da domani alla partita di domenica. Viste queste 12 vittorie consecutive, pensando a Molfetta, quanto è cambiata la Fortitudo dalla partita di andata? Tantissimo. Nelle prime 3-4 partite del girone di andata eravamo una squadra che ancora stava cercando la sua identità. Oggi è un dato di fatto che ce l'abbiamo, siamo la miglior difesa del campionato. E secondo me sarà una partita completamente diversa già al girone di andata. Loro sono in un momento non positivo, ma secondo me verranno qua per cercare di vincere. Io penso che una squadra che fa 12 vittorie di fila cercheranno tutti quanti di vincere contro di noi, quindi noi dobbiamo sempre fare qualcosa in più degli altri. Dove è stata più forte oggi la Fortitudo? Ma nell'intensità, nella nostra difesa, l'ho detto poco fa, è un dato di fatto, sono 52 punti, sono pochi punti veramente, siamo una squadra che lotta tantissimo, che crea difficoltà alle altre squadre quando difendiamo. Questa è una cosa molto importante
ma dobbiamo cercare di migliorare, di cercare di fare un po' più di canestro, perché in questo momento siamo anche in difficoltà, però abbiamo 2 punti in più, siamo alla 12ª vittoria consecutiva, quindi un merito a tutta la squadra, allo staff e alla società che sta lavorando bene. Calcio eccellenza, l'Akragas si scatena sul mercato. Il club ha ufficialmente annunciato ben 5 nuovi volti. Scopriamo chi sono con Carmelo Lentini. La dirigenza cragantina rafforza notevolmente la rosa messa a disposizione del tecnico Giuseppe Anastasi. Infatti pesca nel mercato estero l'attaccante centrale Evander Leandro, classe 97, che è nato in Angola ma è in possesso della nazionalità portoghese. Arriva dal campionato del Portogallo indossando le maglie di Odiacer, Minas, Argoselo e Morelos. Le credenziali del nuovo avanti biancazzurro sembrano essere di grande interesse, avendo giocato con grande profitto, mettendosi in mostra con le molte reti realizzate. Per quanto riguarda l'esterno alto sinistro, l'Akragas ha scelto Nicolas Nasini, classe 99, nativo di Verbania e proveniente dal Monterosi, squadra che milita nel girone C di Lega Pro. È cresciuto nelle giovanili di Varese e Genova, in passato ha fatto parte anche dell'Under 17 del Bari e dell'Under 19 del Pisa. Il Covid-19 gli ha negato l'opportunità di trasferirsi negli State ed è per una stagione stato a giocare in Galles con il Bangor City nel massimo campionato. Inoltre è stato ingaggiato Jacopo Finessi, seconda punta, classe 2000, ex Mezzolara, Serie D Girone D, calciatore talentuoso e di grande prospettiva, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Ha giocato anche nel Padova e nel Legnano, poi l'esperienza in Portogallo con la maglia dell'Olanense. Da non dimenticare che nelle scorse settimane erano arrivati Klojan Arusha, portiere di classe 2001 di nazionalità albanese, ex Canicattì San Cataldese, ed anche Giuseppe Tarantino, terzino sinistro sempre del 99, originario di Palermo, prelevato dall'Enna e cresciuto nel settore giovanile rosanero. Il mercato dei biancazzurri rimane aperto e nei prossimi giorni non si escludono altri importanti colpi. Arrivi di spessore che dovrebbero alzare l'asticella della qualità, tante volte cercata e voluta dalla Società dei Templi. Domenica prossima inizia il ritorno e il primo impegno sarà al Gurrera di Sciacca in un derby molto sentito da entrambe le fazioni. Non si dimentichi che la compagine saccense annovera 2 ex biancazzurri che sono stati beniamini della folla cragantina. Si tratta di Rosario Licata e Peppe Sant'Angelo. Al momento non si sa se il tecnico biancazzurro intenderà schierare anche parzialmente gli ultimi arrivati. Se ne saprà di più a fine settimana e alla vigilia del match. Intanto giovedì pomeriggio scorso la squadra diretta da Giuseppe Anastasi ha svolto un allenamento congiunto con il Raffadale, formazione che milita nel campionato di promozione. Il test match si è disputato allo stadio Angelo Cuffaro di Raffadali ed è terminato 3-0 per la compagine dei Templi. I padroni di casa, allenati dall'ex cragantino Giovanni Falcione, hanno ben figurato, nonostante una precaria condizione atletica per i pochi giorni di allenamento. Le reti, tutte nella ripresa, sono state realizzate da Piuca, raddoppio di Bellanca e infine il tris con il neoacquisto Leandro Evander sul calcio di rigore. Mister Anastasi, il test match contro il Raffadali, quali indicazioni hai tratto? Ma io penso che siamo sulla strada giusta, anche perché, ma come tutte, non solo noi, come tutte, quando si ritorna dopo tanto tempo in campo è una partita con un test importante come questo qui di Raffadali. Mi ha lasciato una buona impressione la squadra, sì, in fase di possesso, in fase di costruzione di gioco. Come sta l'Akragas? È pronta al ritorno in campo? Ma dobbiamo essere pronti per forza, anche perché il campionato dice che ci sono 5-6 squadre che sono di alto livello, quindi dobbiamo essere lì pronti per far sì che le partite li mettiamo in un certo verso.
incontreremo una squadra importante come lo Sciacca, l'ho sempre detto, una squadra che è a metà classifica dove vorrà fare la sua prima partita in casa, un bottino importante, quindi dobbiamo andare ad affrontare una squadra nella maniera giusta. Quali altre difficoltà potrebbe avere la partita contro lo Sciacca? No, le difficoltà ci sono con tutte le squadre, questa è la prima partita dopo tanto tempo, quindi è ovvio che dobbiamo mettere un qualcosa in più rispetto a quando l'abbiamo incontrata le altre volte. Cosa ti aspetti dal girone di ritorno? Il girone di ritorno deve essere un girone fatto in maniera un po' più cattiva a livello agonistico, ripeto, giocare solamente al pallone e tralasciare la conquista della palla, secondo me quella farà la differenza in un torneo come questo. L'Akragas scalda i motori in vista della ripartenza, battuto 3-0 il Raffadali in amichevole. Vediamo. Mister Anastasi, il test match contro il Raffadali, quali indicazioni hai tratto? Io penso che siamo sulla strada giusta, anche perché, ma come tutte, non solo noi, come tutte, quando si ritorna dopo tanto tempo in campo è una partita con un test importante come questo qui di Raffadali. Mi ha lasciato una buona impressione la squadra, sì, in fase di possesso, in fase di costruzione di gioco. Come sta l'Akragas? È pronta al ritorno in campo? Dobbiamo essere pronti per forza, anche perché il campionato dice che ci sono 5-6 squadre che sono di alto livello, quindi dobbiamo essere lì pronti per far sì che le partite li mettiamo in un certo verso. Incontreremo una squadra importante come lo Sciacca, l'ho sempre detto, una squadra che è a metà classifica dove vorrà fare la sua prima partita in casa, un bottino importante, quindi dobbiamo andare ad affrontare una squadra nella maniera giusta. Quali altre difficoltà potrebbe avere la partita contro lo Sciacca? No, le difficoltà ci sono con tutte le squadre, questa è la prima partita dopo tanto tempo, quindi è ovvio che dobbiamo mettere un qualcosa in più rispetto a quando l'abbiamo incontrata le altre volte. Cosa ti aspetti dal girone di ritorno? Il girone di ritorno deve essere un girone fatto in maniera un po' più cattiva a livello agonistico, ripeto, giocare solamente al pallone e tralasciare la conquista della palla, secondo me quella farà la differenza in un torneo come questo. Abbiamo giocato con l'Akragas perché ci hanno chiesto di fare un amichevole, anche se noi siamo a corto di preparazione. Con il problema del Covid, tra uno e l'altro ci siamo allenati, ma poco, però è stato un bel test. Ho visto una grande squadra come l'Akragas, seconda o terza in classifica mi sembra, una buona squadra, ben allenata, fisicamente stanno bene, credo che domenica faranno sicuramente qualche risultato positivo. Noi invece siamo in un cantiere aperto, però diciamo che l'impronta ormai c'è, ci sono alcuni giocatori di categoria che in questa categoria ci sta stretta. Piano piano con il presidente Lomascolo e il direttore Lempo stiamo facendo una buona squadra per ben figurare in promozione e toglierci qualche soddisfazione. Cosa ti aspetti sportivamente parlando al 2022? Innanzitutto che finisca questa pandemia, prima di tutti, per tutti, così stiamo tutti bene. Secondo, di fare un bel campionato e cercare di arrivare a fare playoff e andare più avanti in Coppa, che è l'unica cosa che effettivamente mi manca. Questo trofeo è da molti anni che ci vado dietro, mi è sempre scappato. Speriamo che quest'anno sia l'annata giusta. L'Akragas rimane sempre nel tuo cuore, come l'hai vista oggi e cosa auguri alla formazione biancazzurra? Niente, magari uno legge sui giornali e sembra che è una pecora zoppa, invece no, ho visto un leone che ha voglia di fare bene, poi ho visto un gran bel gruppo affiatato, rispettoso, a volte magari sui giornali oppure sui network si leggono delle cose che poi alla fine non è vero, una bella squadra, ben allenata, fisicamente sta bene, molto bene, vuol dire che anche in questo periodo si sono allenati tantissimo. E poi una squadra in attacco, a centrocampo, con molte riserve all'altezza, vuol dire che è una società sana, che sta facendo bene. E le auguro di cuore effettivamente di arrivare al traguardo che sono prefissati.
Adesso provo a metterti in difficoltà. Canicattì Akragas, chi la spunterà alla fine? Due squadre che tu conosci abbastanza bene. Io secondo me mi aspettavo molto di più in questi recuperi dall'Enna, onestamente. Immaginavo che si poteva posizionare anche lei un'altra squadra che tu hai allenato e hai vinto con quella squadra. Io c'ho pure là il cuore, ho vinto 2 campionati a Enna, però anche l'Enna è una bella squadra, ben allenata, la Sebbe Catania, però credo che tra Canicattì e Akragas alla fine se la giocheranno in 2. Non me ne vogliano i giocatori dell'Akragas, però loro hanno 2 o 3 anni di stare insieme, sono stati insieme, sono più amalgamati, però sai com'è? Il calcio alla fine ci sono delle sorprese, guai se non ci fossero. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.